Stefasioi. Oggi sono qui per prepararvi un cicchetto veneziano. A Venezia si chiama cicchetti. I cicchetti sono degli stuzzichini che vengono venduti nelle osterie accompagnati a un buon bicchiere di vino e si prendono generalmente con uno stuzzicadente. Quindi su un piattino un piccolo cicchetto veneziano e quest'oggi per voi facciamo la milza di vitello alla veneziana. Gli ingredienti sono pochi. Dovete avere innanzitutto un macellaio di fiducia. Generalmente io vado del vicinato e chiedo una cosa a uno, una cosa all'altro e fa sua ricetta, ma stavolta non posso. Dove sto andare per forza dal macellaio, che a Venezia si dice beccher. Ecco la nostra milza di vitello, la milza che a Venezia viene chiamata spienza. La mettiamo nell'acqua e la facciamo bollire per 45 minuti. Ricapitoliamo. Abbiamo messo in una pentola dell'acqua, abbiamo aggiunto un po' di sale grosso e abbiamo portato la nostra milza, cioè è a spienza veneziana, a ebollizione per 40-45 minuti. Poi l'abbiamo tolta e la lasciamo raffreddare così, lentamente, prima di passare al piano 2, cioè a togliere la buccia, a cavar via e scorsa dalla nostra milza. St'altri tirava fuori di tutto, Beppig aveva un panin col parsuto e a mineral vovo duro insalata, par far festa è più ricca quella sera. Una volta che la milza si è raffreddata e abbiamo tolto la prima buccia e prima scorsa, la prima pelle, quella più grossa, lasciamo la pelle più sottile, facciamo raffreddare e tagliamo tutto a listarelle sottili sottili. In questo modo qua, eccole qua. Le adagiamo su di un bel piatto, queste listarelle, in questo modo. Ed ecco la milza pronta per essere condita. Condita con che cosa? Con un ottimo olio d'oliva o extravergine d'oliva che noi ci andiamo a mettere sopra così, un po' dappertutto così. Abbondiamo, va, che per stavolta si può anche abbondare. Olio d'oliva, sale fino, pepe ed infine il tocco veneziano, il che vuol. Aceto, non troppo però, qualche goccia d'aceto, qualche giossa di aseo, si dice a Venezia, qualche goccia d'aceto e si mescola tutto. Ed ecco, mescolato il tutto, la nostra ricetta è pronta. Questo è un ottimo stuzzichino e a Venezia un ottimo cicchetto che viene presentato nelle osterie del centro storico così, con uno stuzzicadente infilzato e nella vetrina, magari accostato a un bicchiere di vino, una prelibatezza. Milza in italiano, spienza in veneziano e se la facciamo a Napoli, a spienza. Yam belli, yam! Un saluto a tutti e grazie a Mediaset per aver passato i nostri video. A Stefasioi, sarde in saor, c'è quel che se mangia al Redentor, coi vovoetti e coi angusti.